Noi vogliamo dire oggi questo all'Ater e alla Regione da questo luogo. Vai dentro un attimo, È riuscita così, quasi per caso, l'occupazione pacifica dell'Ater di Treviso da parte dei rappresentanti degli inquilini dei diversi mandamenti provinciali. Un epilogo insperabile per gli organizzatori che erano partiti dalla stazione con una quarantina di manifestanti per un corteo che in meno di mezz'ora era arrivato sotto le finestre degli uffici di via D'Annunzio per gridare la loro rabbia per i vertiginosi aumenti degli affitti. Sono contenta perché mi ha messo una strage di schede di affitto che mio marito ha una pensione di 800 euro al mese che mi da viva in do. E perciò dico, a un certo punto l'Ater da pensare queste robe. Però dicono che i calcoli li hanno fatti perché voi avete i soldi messi via. Sì, dove? Sotto il cusì? Poi il tentativo riuscito di occupare gli uffici e l'arrivo del presidente Luca Barattin con l'inevitabile confronto. Il messaggio che mi sento di dirvi è questo: la Regione farà dei correttivi, quindi abbiate pazienza, pagate, sapete perché dovete pagare? paghiamo il vecchio Allora, io posso darvi un consiglio, perché noi siamo amministratori, sappiate che se non pagate 4 bollette consecutive... Ci minacci? No, Ci non è, sfratti? no, ma non facciamo, Dai. ma non è, Sono 8 ma mesi, scusi, gliela facciamo ma secondo lei pagare, non sono qua da pagate. solo e voi siete 50, vi minaccio? Pagate. Allora Sì. dico, manteniamo gli affitti come erano e poi facciamo le verifiche. E poi aumentiamo. Allora. Nessuno di loro non vuole l'aumento dell'affitto, me l'hanno detto tutti qui. Ma non c'è problema. Se c'è qualcosa in più. Entro il 30 di settembre noi dobbiamo dare alla Regione i casi che hanno avuto un aumento superiore al 30%, hanno un ISP inferiore a 100.000 euro e hanno un ISE inferiore ai 15.000 euro. Sono quelli che hanno avuto la forbice più grande, su quelli faranno i correttivi. Bene, e poi un'altra cosa, in questo dico di avere pazienza, perché ve la fare i carichi. e se queste persone pagheranno di più l'affitto rispetto a quello poi che succederà nel ricarico? Probabilmente verrà fatto un conguaglio, uno storno, insomma. Si sente di dire che verrà fatto un conguaglio? La Regione farà sicuramente dei ragionamenti. Mezz'ora di occupazione che si è conclusa con un nuovo appuntamento per i manifestanti, stavolta da tutto il Veneto e a Venezia. Andare da chi legifera e andare dalla giunta regionale a chiedere il ritiro di questa legge.